Il virus del Nilo contagia il Veneto, cui va purtroppo il record dei morti causati dalla puntura di zanzara. L'ultima vittima, la quinta su un totale di 9 a livello nazionale, è un uomo residente all'Arcella di 91 anni e già affetto da gravi patologie pregresse. Il bollettino diramato dalla regione conferma 105 casi di infezione da virus di West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex pipiens. 34 evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti però in persone anziane o malati cronici. L'80% dei casi è perfettamente asintomatica l'infezione. Abbiamo un 20% dei casi, di cui il 18% abbiamo una sindrome similinfluenzale. Proprio come per il virus influenzale nella stagione invernale è in questo quadro che vanno collocati i decessi, ovvero in soggetti in età molto avanzata o con condizioni cliniche gravi. La provincia con più casi è Padova, 43 totali con 34 forme febbrili e 9 neuroinvasive, seguita da Rovigo, Verona, Venezia, Treviso e quindi Vicenza. In questo momento storico chi ha questo tipo di stomatologia, che in altri contesti, in altre estate veniva sottovalutata con il classico colpo di freddo e basta, adesso si va a pensare anche a questa possibilità ed è corretto che sia questo. L'aumento dei contagi è notevole, erano 84 casi il 14 agosto, si è passati a 105 una settimana dopo, con un incremento del 25% in appena 7 giorni. Ma pare che con la febbre del Nilo dovremo convivere, perché i cambiamenti climatici di fatto hanno portato sul territorio italiano vettori prima quasi sconosciuti. La cosa che io ritengo di fondamentale importanza è quella prevenzione che tu devi fare sulla tua persona. Dunque coprirsi con gli abiti o spalmare repellenti specifici.